lode e gloria al nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in quella tua presenza, per i meriti di Gesù Cristo. Signore, e ti prego di toccare ogni cuore qui, Signore, ancora in questo luogo, e coloro che ci seguiranno da casa, Signore. Oh Padre, noi sappiamo che nello Spirito non c'è distanza. Ti preghiamo, Signore, di stendere la tua mano e di intervenire secondo la tua grazia e la tua misericordia. E ancora in questo momento applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo. E a te, oh Padre, solo a te vogliamo dare tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Sei il principio e la fine, tutto è in mano a te. Come una nuvola, la tua presenza è qui, riempi questo luogo di te, mi avvolgi e mi circondi, potenza e gloria sono il manto tuo, niente può resistere alla tua nuvola, che riempie questo luogo di te, portami dove tutto è possibile, dove gli angeli ti adorano, dove mi sento al sicuro, immerso nella nuvola. La nuvola è qui. Principio e la fine, tutto è in mano a te, come una nuvola, la tua presenza è qui, riempi questo luogo di te, mi avvolgi e mi circondi, potenza e gloria sono il manto tuo, niente può resistere alla tua nuvola, che riempi questo luogo di te, portami dove tutto è possibile, dillo con fede, dove gli angeli ti adorano, dove mi sento al sicuro, immerso nella nuvola. La nuvola è qui, la nuvola è qui, la nuvola è qui. Portami adoratori, dillo, portami dove tutto è possibile. Tutti insieme. La nuvola
Alleluia. Sì, Signore. Stare nella tua presenza è qualcosa di glorioso. Quando scende la tua presenza, Signore, i nostri cuori si riempiono. Che possiamo essere, Signore, quel Tempio Santo, ripieno della tua presenza. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome altissimo. Proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira con la melodia della cetra. Poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, io grido di gioia per le opere delle tue mani. Sì, Signore, vogliamo gridare di gioia perché tu ci hai rallegrato. La gioia del Signore è la nostra forza e noi vogliamo glorificare il tuo nome ancora in questa sera, Signore. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria, amen. Diamogli lode e gloria, alleluia. Benedetto è il tuo nome, Signore, degno di somma lode tu sei, Padre. Alleluia. Alzerò i miei occhi verso i monti, da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, creatore del cielo e la terra. Lui non dormirà, è Lui che mi protegge, Lui sempre mi difenderà, non si stancherà, è Lui che mi protegge di giorno e di notte, ieri, oggi e per sempre. Amen. Farò così come Davide, io riderò del gigante che viene contro a me, la mia lode e la mia arma. Alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia, ciò che scrisse Davide in questo salmo. Io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Alzerò i miei occhi verso i monti, da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, creatore del cielo e la terra. Lui non dormirà, è Lui che mi protegge, Lui sempre mi difenderà, non si stancherà, è Lui che mi protegge di giorno e di notte, ieri, oggi e per sempre. Farò così come Davide, io riderò del gigante che viene contro me, la mia lode e la mia arma. Alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia, ciò che scrisse Davide in questo salmo. Io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Alleluia, vogliamo dichiarare: mentre lo lodo, lui mi dà la vittoria. Amen. Mentre lo lodo, Lui mi dà la vittoria. Mentre lo lodo, lui mi dà la vittoria. Non è per la mia forza che vincerò, ma per il suo spirito che ha potere. Mentre lo lodo, lui mi dà la vittoria. Mentre lo lodo, lui mi dà la vittoria. Non è per la mia forza che vincerò, ma per il suo spirito che ha potere. Mentre lo lodo, lui mi dà la vittoria. Dillo. lui mi dà la vittoria. Farò così come Davide. Dillo. Io riderò del gigante che viene contro me, la mia lode e la mia arma. Alzo le mani e li vince per me ogni battaglia, che scrisse Davide in questo salmo. Io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Ciò Che scrisse Davide in questo salmo. Io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Amen.
Alleluia. L'esito della battaglia è nelle mani dell'Eterno. Non per forza, non per potenza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. E noi siamo qui per adorarti, Signore, per ringraziarti, Signore, per quello che tu sei, per quello che tu fai e continuerai a fare nelle nostre vite. E come è scritto nella tua parola, oh Padre, tu cerchi veri adoratori, che ti sappiano adorare in spirito e verità. Che i nostri cuori si possano aprire alla tua presenza, che i nostri cuori possano essere quell'altare di adorazione che si elevano, Padre, e raggiungono, Signore, le tue narici sante, perché a te è gradita l'adorazione. Ti prego, Signore, tocca i nostri cuori questa sera. Toccaci, Signore, perché la tua presenza è in questo luogo e noi vogliamo adorarti. Adoriamo il Signore insieme, amen. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. Alleluia. Prezioso sangue Gesù versò, prezioso sangue donò per amor, prese il mio dolore, le sue vene piangevano. Gesù, 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 la potenza del sangue che versò per amore, la potenza del sangue che Gesù versò. Prezioso sangue che mi purificò. Prezioso sangue che mi trasformò. Prese il mio dolore, le sue vene piangevano. Gesù, 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 la potenza del sangue che versò per amore, la potenza del sangue che Gesù versò. Il suo sangue mi trasformò, il suo sangue mi purificò, alleluia. Vogliamo dichiararlo insieme, il suo sangue, gloria a Dio.
mi trasformò il suo sangue, mi perdonò il suo sangue, mi purificò, il suo sangue mi salvò, il suo sangue mi salvò, il suo sangue mi trasformò, il suo sangue mi perdonò, il suo sangue mi purificò, il suo sangue mi salvò, il suo sangue mi salvò, il suo sangue mi trasformò, il suo sangue mi perdonò, il suo sangue mi purificò, il suo sangue mi salvò, il suo sangue mi salvò. c'è potenza nel sangue Che verso per amore, la potenza del sangue che Gesù versò. Alleluia. Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuno. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percorso da Dio ed umiliato. Questa sera abbiamo l'opportunità di fare stima di quel sacrificio perfetto che Cristo Gesù ha fatto sulla croce per noi. Quel sangue che ha versato affinché ognuno di noi, ancora in questo tempo, potesse godere della sua presenza e del suo immenso amore. Lo possiamo ringraziare solo attraverso quella che è l'adorazione. Quindi, fratello mio, sorella mia, chiudiamo i nostri occhi e apriamo il nostro cuore e ringraziamolo attraverso l'adorazione. Ti adoriamo, Signore. Con tutto il cuore vogliamo adorarti e dirti grazie per quello che tu hai fatto e continuerai a fare nelle nostre vite. Alleluia. Grazie che hai pagato tu, ti hai portato per amor su di te i peccati miei. Grazie a questo amore, grazie per le piaghe
grazie per la croce, grazie, grazie che hai pagato, tu mi hai portato per amore Su di te, Signore. su di te i peccati miei. Grazie per questo amore, Gesù. Grazie a questo amore, grazie, grazie per le piaghe tue, lavami nel sangue che Perdono da perdono dà e con amore abbracciami. degno sei. Degno è l'agnello di sedere sul trono, d'essere incoronato re, lui che è il vincitore. Noi esaltiamo, Noi esaltiamo Gesù, il figlio del Signore, il crocifisso Cristo Re. Degno è l'agnello, degno è l'agnello, degno è l'agnello, degno è l'agnello. Alleluia. Degno è l'agnello. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 20, è scritto: arrivò poi Simon Pietro, che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto prima al sepolcro e vide e credette. Essi infatti non avevano compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. Quella tomba è vuota, fratello mio e sorella mia. Tu che mi ascolti da casa, quella tomba è vuota perché Cristo Gesù è risuscitato ed è vivente, alleluia. E noi ancora in questa sera siamo qui per ringraziarlo, per adorarlo, per tutto ciò che lui fa, perché egli è buono. Egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E la sua parola è sì ed amen. E ancora in questo momento, Signore Dio, vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera. Stendi la tua mano ancora su Naomi, su Laura, Katia, Sestilia davanti a te insieme alla sorella. Signore, opera con potenza e gloria secondo il tuo immenso amore. Ancora Maria Pia e Mena, ti preghiamo per guarigione, Signore. Che qualsiasi sia la causa, Signore, noi proclamiamo e dichiariamo guarigione nel nome di Gesù Cristo. Ancora vogliamo pregarti per il pastore Margherita. Continua a benedirli, a sostenerli, a proteggerli, Signore. Dagli intendimento, discernimento, saggezza, sapienza, Signore, affinché possano guidare, Signore, questo gregge che tu gli hai affidato. Ancora Soami e Vincenzo davanti al tuo trono, Signore. Ancora Manuele per formazione. Ancora voglio pregarti per Camillo, per Andrea, per Lello, per Raffaele. Ancora Patrizia davanti al tuo trono. Signore, stendi la tua mano. Michele davanti a te, Signore. Possa tu operare, Signore, con il tuo braccio potente.
e ancora quei luoghi dove c'è tristezza, sofferenza, le case famiglie, gli ospedali, le carceri. Signore, stendi la tua mano affinché la tua parola possa penetrare in quei luoghi e possa portare refrigerio e salvezza. Ma ancora, Signore Dio, vogliamo ringraziarti per questa serata, per questo insieme, perché nella tua parola è scritto quanto è buono e quanto è bello che i fratelli dimorano insieme nell'unità, quando la tua presenza ci inonda. Voglio ringraziarti ancora per la sorella Amanda, Signore, ungi il suo cuore e le sue labbra, affinché ancora, Padre, ciò che hai messo nel suo cuore possa raggiungere il nostro cuore, Signore. E ancora, Padre, per la parola che riceveremo, ungi le labbra del tuo servo e che i nostri cuori si aprano affinché riceviamo questo messaggio che scende dal cielo. E a te, Padre d'amore, soltanto a te vogliamo dare tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria, gloria a te, Gesù. Amen. Alleluia. Allora, come abbiamo ascoltato, con noi ci sta la sorella Amanda. Grazie, Signore, per come l'hai portata nel nostro mezzo. Dio ti benedica grandemente. Vogliamo anche ascoltare ciò che Dio ha deciso di mettere nel suo cuore. Amen. Devo accenderlo. Pace a tutti. Come state? Amen. È bello tornare a casa. È bello vedere che la Chiesa continua a crescere ed è bello vedere che, a prescindere dalle stagioni in cui si può vivere, la nostra fiducia sta nel Signore. E abbiamo cantato questa sera, abbiamo parlato del sacrificio di Gesù. E Galati 4:4 dice che Gesù è venuto nella pienezza del tempo. Nella pienezza del tempo, non prima, non dopo, ma nel momento perfetto. E quando io penso alla croce, quando io guardo la croce di Cristo, è la prova che Dio non rimanda il suo amore per noi. Ed è proprio riguardo al tempo che vi voglio parlare e condividere questa sera. Perché dopo Ti chiamo Padre, il primo album che parlava della mia testimonianza, dopo Cicatrici, che è un secondo album dove vi ho raccontato un po' di come Dio ha guarito le ferite profonde della mia anima, a gennaio di quest'anno ho lanciato Coelet, che non è il mio cognome, perché quando vedono Coelet e Amanda vicini dicono: ma sorella, come si pronuncia il tuo cognome? Non è il mio cognome. Coelet, per chi non lo sa, è Ecclesiaste in ebraico. Ed Ecclesiaste è uno dei libri che io amo di più della scrittura, ma mi sono soffermata tanto nell'ultimo tempo su Ecclesiaste capitolo 3, che tutti noi conosciamo, che ci ricorda che c'è un tempo per ogni cosa. E io vi confesso stasera che nella mia vita spesso io ho procrastinato. Sai quando dici: domani leggerò di più la Bibbia, domani mi dedicherò di più alla preghiera, domani servirò il Signore, domani farò questo. Ecco, il domani non appartiene a nessuno di noi, il domani appartiene a Dio. E così come quando Lui ha mandato Gesù sulla terra nella pienezza del tempo, dobbiamo comprendere che c'è un tempo che va al di là delle nostre agende, al di là dei nostri calendari del cellulare. C'è il tempo perfetto di Dio, c'è il suo Kairos. E quindi prima di condividervi qualcosa che Dio ha messo nel mio cuore, vorrei che ascoltaste queste parole di questo brano speciale. Qualunque sia il tempo che stai vivendo nella tua vita, ricordati che c'è un tempo per ogni cosa. Per ogni cosa, per cadere e per rialzarsi ancora, un tempo per capire che Dio non abbandona. C'è un tempo che consola, che ferisce, che perdona. Non rimandare un gesto, un abbraccio o una mano ancora. La sua parola è
sarà la tua riuscita, perché il tempo passa in fretta, ma Dio resta sempre con te. L'eternità comincia adesso, nel battito del tempo c'è la mano di Dio stesso. C'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per ogni cosa, per fallire e riprovarci ancora, un tempo per cercare e per lasciare andare. C'è un tempo che rinnova, che guarisce, che ridona. Non smettere di credere, sognare e ricucire ancora. La sua parola è come pioggia, è che scende, ci dà vita, non cadrà mai a vuoto, sarà la tua riuscita. Adesso nel battito del tempo, e quel tempo passa in fretta, ma Dio resta sempre con te. L'eternità comincia adesso, nel battito del tempo c'è la mano di Dio stesso. Nel battito del tempo c'è la mano di Dio stesso. Amen. Gloria a Dio. Amen. Guarda la persona accanto a te e dille: nel battito del tempo c'è la mano di Dio stesso. Nello scorrere dei nostri giorni, nelle situazioni improbabili, la mano di Dio c'è. E sapete, l'Apostolo Paolo, nel suo messaggio della Bibbia, lui ci dice: ecco ora il tempo favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Non domani, non dopodomani, ma oggi. C'è qualcosa che Dio vuole fare nelle nostre vite adesso. E sapete, noi viviamo un tempo in cui tutto scorre. L'ultima volta che sono venuta qui era luglio dell'anno scorso, sembra ieri. Luglio dell'anno scorso, è passato quasi un anno. Vi rendete conto di quanto scorre veloce il tempo? Ma la Bibbia ci insegna che non è tanto importante che ore segna il nostro orologio o che giorno è nel nostro calendario, ma che cosa stiamo facendo col tempo che Dio ha affidato nelle nostre mani. Non c'è più tempo da perdere. C'è una grande urgenza nel mondo spirituale. E sapete, Dio usa il tempo per prepararci. Se noi andiamo a vedere la parola di Dio, ci troviamo davanti a Mosè, che prima di liberare Israele ha trascorso 40 anni nel deserto. E quel tempo non era di certo tempo perso. Noi leggiamo la Bibbia, ci sembra tutto così veloce, però sono stati 40 anni. E quel tempo che poteva sembrare perso era un tempo di formazione. Il deserto è stata la scuola del popolo di Dio. Giuseppe, tradito dai suoi fratelli, venduto come schiavo, imprigionato ingiustamente, ma tutto quel tempo di silenzio e sofferenza che lui ha vissuto lo stavano preparando per governare l'Egitto e per salvare vite. Davide, che io amo particolarmente, noi che amiamo lodare il Signore, abbiamo Davide come esempio di adoratore. Ma lui ha aspettato anni prima di salire sul trono, dopo essere stato unto. Davide ha affrontato i leoni, ha affrontato gli orsi, ha affrontato persecuzioni, proprio come ognuno di noi, i nostri giganti spirituali.
ma il tempo che lui ha trascorso nascosto con Dio ha formato il re che lui è diventato in pubblico. Il tempo che lui ha speso, nel frattempo si è spento anche il microfono. Non ho fatto niente. Il tempo che lui ha speso nel segreto con Dio l'ha formato. Quindi se oggi stai vivendo un tempo di... Amen. Oggi se stai vivendo un tempo di attesa, non ti scoraggiare. Non ti scoraggiare, perché il ritardo, l'apparente ritardo di Dio non è rifiuto. E il silenzio di Dio non è assenza. Il tempo è formazione, ma il tempo è anche opportunità. E sapete, ci sono momenti che non tornano nelle nostre vite. Il cieco, se lui non avesse urlato "Figlio di Davide, abbi pietà di me", probabilmente non sarebbe stato guarito. Se quella donna che soffriva dal flusso di sangue non avesse prontamente toccato il lembo della veste di Cristo, probabilmente avrebbe sofferto per tutta la vita. Se Zaccheo non fosse salito su quell'albero, avesse gridato al Signore, Gesù non sarebbe andato a casa sua. Quante volte sentiamo che lo Spirito Santo parla al nostro cuore e invece di prontamente rispondere all'appello di Dio, noi rimandiamo a domani. C'è un grande pericolo nel rimandare quello che Dio ci sta dicendo di fare. Attraverso Gesù, come abbiamo cantato e detto stasera, Dio ha aperto una porta di salvezza, di guarigione e di restaurazione per le nostre vite. Quindi forse sta aspettando il momento perfetto, la situazione ideale, di sentirti pronto, ma stasera l'invito di Dio è: vieni così come sei. Vieni così come sei. Sapete, se io avessi rimandato il perdono ai miei genitori, vi ricordate un po' la mia storia, non la devo raccontare da capo, probabilmente oggi non starei vivendo le promesse di Dio per la mia casa. Ci sono novità rispetto all'anno scorso, e le novità sono che la salute di nonna non è migliorata, ma in mezzo al caos, in mezzo alla ricerca di risposte, Dio continua a incoraggiarmi e Dio continua a dirmi: Amanda, anche quello che sembra essere una malattia, io lo faccio diventare un'opportunità. È quello che fa il Signore. Io so che purtroppo da poco avete perso un fratello di questa comunità, però mi è già giunta voce che anche durante la malattia l'opportunità è stata creata per parlare di Gesù. Quindi alcune cose non le comprendiamo, alcune cose non le sappiamo, ma confidiamo in un Dio che ha il tempo nel palmo delle sue mani. E sapete cosa è successo? Non vogliamo più che la nonna guidi, perché ovviamente, avendo a volte dei vuoti di memoria, avendo una situazione un po' particolare di confusione mentale, abbiamo ritenuto opportuno che lei non guidasse più per la sua sicurezza. Però io ho detto: la nonna deve andare in chiesa. Non esiste che la nonna domenica mattina non possa andare al culto a servire il Signore come ha fatto fino ad oggi. Quindi abbiamo creato un gruppo con mia mamma e con mia zia. Mia zia abita in Francia, mia mamma però abita a Verona con noi. Allora io ho detto: aspetta, chi porterà la nonna in chiesa? E parlando, chattando con loro, ho detto: qualcuno deve portare la nonna in chiesa. E mia mamma a un certo punto fa: la porto io. Ho detto: wow, il Signore sta agendo. Per chi non sa, sono 31 anni, da quando, ancora prima di camminare, diciamo, che io prego per la salvezza di mia mamma. Prego affinché il suo cuore sia raggiunto dallo Spirito Santo, ma non so le strategie che Dio avrebbe usato. Io prego, perché ho detto: Signore, io farò il possibile. E nella mia possibilità c'è la preghiera, che è l'arma più potente che noi abbiamo. L'impossibile chi lo farà? Dio. E Dio, attraverso questa piccola e leggera afflizione che noi stiamo vivendo, ha fatto sì che mia madre accompagnasse mia nonna in chiesa e partecipasse. Quindi io so che seme dopo seme è il Signore che sta compiendo la promessa. Ma io non posso permettere al dubbio di entrare nel mio cuore, perché quando arrivano le notizie improvvise, noi siamo umani e la nostra carne vacilla, ma la nostra fede deve essere più alta. E quindi ho deciso di consegnare a Dio ogni dubbio. Se questa sera sei entrato in questo luogo e c'è un dubbio che sta bussando alla porta del tuo cuore, della tua mente, io ti incoraggio stasera a affidarlo al Signore. Marta e Maria, quando Lazzaro morì, il dubbio ha bussato nella loro porta.
Ma come? Avevano visto tanti miracoli, avevano camminato con Gesù, erano Marta e Maria e Lazzaro, non erano Pippo e qualcun altro, erano lì con lui, avevano avuto esperienze, eppure Gesù se ne arriva tranquillamente 4 giorni dopo e Marta e Maria hanno detto: Maestro, ma se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. E io oggi ti voglio incoraggiare a cambiare questo sé di Marta e Maria che a volte fa parte delle nostre vite. Signore, ma se tu mi avessi dato dei genitori come tutti gli altri, Signore, ma se mia nonna fosse stabile, se, a volte elenchiamo tanti se al Signore, ma Lui non vuole i nostri se, Lui vuole la nostra fede, perché a volte un granello di senape è sufficiente affinché il miracolo avvenga nella nostra vita. Ma 4 giorni sono stati abbastanza per far sì che la fede di Marta e Maria venisse meno, nonostante avessero vissuto anni di miracoli con Gesù. E oggi, Chiesa, io vi voglio incoraggiare a scambiare questo sé. C'è un altro sé nella parola di Dio che io amo, che si trova nel profeta Abacuc. Dice che la visione, la promessa che Dio ha stabilito per le nostre vite è per un tempo già determinato. Se tarda, perché certamente arriverà e non... Se tarda, aspettala, perché certamente arriverà e non tarderà. Ma la domanda è: ma tarda o non tarda? È un versetto un po' particolare questo, vi siete resi conto? Penso che tutti noi leggendolo diciamo: ma c'è qualcosa che non va. Ma il nostro focus non deve essere nell'apparente ritardo di Dio, ma nell'aspettare. Io non cercherò scorciatoie, io non cercherò soluzioni di testa mia, ma io aspetterò finché dall'alto arriverà la benedizione. Io aspetterò finché dall'alto il Signore non adempirà la sua promessa che io e la mia casa serviremo il Signore. Ma Amanda, come fai a essere così certa davanti a quello che alcuni hanno già definito Alzheimer? Sapete, c'è stata una sorella ripiena di Spirito Santo che mi ha detto: Amanda, preparati, perché tra qualche mese tua nonna non si ricorderà nemmeno come ti chiami. Questo è quello che vuole scoraggiare la mia vita. Ma sapete, mia nonna si può dimenticare tutto. A volte io devo stare lì come un pappagallo a ripetere le cose nell'arco della giornata. Ma quando si tratta della parola di Dio, quando cominciamo a parlare della Bibbia, mia nonna le sa tutte. Quindi il Signore ha il controllo della sua mente, il Signore ha il controllo della mia casa, perché io ho deciso un giorno di affidare tutto al Signore. Lui sa la soluzione migliore. Se attraverso questo deserto Lui vuole portare mia mamma a Cristo, mia zia a tornarla a Cristo, allora Signore, io voglio attraversare questo deserto con te. Amen? E nonna sta bene. Se mi chiedete come sta, la mia risposta è: lei sta benissimo. E lei dice, con gli occhi pieni di gioia, lei dice: Amanda, se io muoio oggi, il mio vivere è Cristo. Lei dice che lei ha già compiuto quello che doveva compiere e lascia a me la palla. E io ho detto: nonna, grazie, perché tu sei un grandissimo esempio di fede. Amen. Quindi voglio concludere questo tempo cantando un brano intitolato Il tempo sicuro, perché sapete, l'orologio scorre, le cose cambiano, le stagioni passano, ma Dio continua ad essere il nostro tempo sicuro. Quindi mentre ascolti queste parole, consegna allo Spirito Santo ogni tuo dubbio, ogni tuo sì, ogni tuo no, e riconoscilo questa sera come la tua unica certezza. Grazie Gesù. Il tempo scorre, ma non è più un nemico. Mi ha insegnato a vivere, a restare con te. Non cura le ferite del mio passato. Sei tu la guida che risana il cuore. Ti consegno i miei sì, prendi tutti i miei no. Ti consegno i miei se, tu sei la mia certezza. Ti consegno i miei giorni, il mio intero futuro.
tempo sicuro. Non lascio che il tempo mi sfugga di mano, accetto la sfida e mi affido al tuo piano. Non ho più rimpianti, sei ciò che io voglio. La tua voce mi chiama, lascio tutto e ti ascolto. Ti consegno i miei sì, prendi tutti i miei no. Ti consegno i miei se, tu sei la mia certezza. Ti consegno i miei giorni, il mio intero futuro. Tu sei luce infinita, il mio tempo sicuro. Non più sentenze, nessuna condanna, il tempo non inganna. Io guardo a te, vivo il presente, la tua grazia mi investe. Ogni attimo è un dono che custodirò con te. Ti consegno i miei sì, prendi tutti i miei no. Ti consegno i miei se, tu sei la mia certezza. Ti consegno i miei giorni, il mio intero futuro. Tu sei luce infinita, il mio tempo sicuro. Il mio tempo sicuro. Amen. Lui è e sempre sarà il nostro tempo sicuro. Amen. Che Dio ci benedica e che la sua parola stasera continui a parlare ai nostri cuori. Grazie. Alleluia. Ringraziamo il Signore per Amanda, e mentre parlava del tempo io meditavo un attimo perché lei citava il capitolo 3 di Ecclesiaste dove si parla dei tempi. Dobbiamo ricordare una cosa, fratelli cari, che il tempo che Dio ci ha donato è fatto di tempi diversi. Noi ieri abbiamo qui dato un arrivederci al nostro fratello Gabriele, quindi un momento di sofferenza, di dolore, di tristezza, di lacrime, ma il tempo non è sempre così, perché si alterna il nostro tempo tra la gioia, i dolori, le incertezze, la fiducia, le cadute, le rialzate. Il tempo è così, però una cosa deve rimanere in tutti questi tempi che contraddistinguono la nostra vita, e il minimo comune denominatore è la fede. È la fede, fratelli cari, che in tutti questi tempi che noi attraverseremo deve rimanere quella, anche se a volte può venir meno. Io in questa sera Dio ha messo nel mio cuore una parola che va proprio in questa direzione, proprio nel vedere nella caducità umana, nella debolezza umana, Dio ha messo qualcosa di prezioso. Ma prima di questo bisogna fare un'altra cosa, bisogna raccogliere le nostre offerte. Non mi sono dimenticato. Quindi raccogliamo le offerte, facciamo una preghiera e preghiamo per la raccolta. Signore Dio Padre, ancora in questa sera con tutto il nostro cuore vogliamo ringraziarti e benedirti per tutto quello che ci stai donando, Signore. Grazie per Amanda, grazie Signore ancora per come in questa sera noi possiamo donarti, Signore, ciò che tu provvedi per noi. Benedici questa offerta e la doniamo a te con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
benedetto in eterno. Alleluia. Gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, perché non dovrei cantare le lodi nelle difficoltà? Perché non dovrei darti il mio cuore se vedo la tua bontà? Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per me è libertà. E adesso non mi tratterrò, mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, gioia c'è, dentro al mio cuore, gioia c'è. Dentro al mio cuore gioia c'è, dentro al mio cuore alleluia. Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, alleluia. Alleluia. Facciamo un forte applauso al Signore. Grazie papà, grazie per ogni cosa che tu doni alle nostre vite. Signore, grazie anche per questa parola che in questa sera tutti insieme ci accingiamo a meditare per la tua gloria. Vogliamo, fratelli cari, aprire le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, al capitolo 22, leggeremo dal versetto 24 fino al 30. Luca 22, versetto 24 al 30. Se abbiamo preso, vogliamo pregare insieme. Alleluia, Signore. Caro Padre, ancora in questa sera ti siamo grati, papà, per come ci hai fatto giungere nella tua casa, Signore, dove stiamo ricevendo benedizioni su benedizioni. Grazie, papà, anche per questa parola, Signore, che noi, Signore, vogliamo meditare insieme, ma soprattutto per far sì che questa parola scenda nel nostro cuore, Signore, per portare frutto. Io voglio ringraziarti ancora personalmente per l'onore e l'opportunità, ma soprattutto per la grazia che tu mi fai per poterla meditare insieme ai miei fratelli. Benedici ognuno di noi in questo luogo, Padre, e a quanti ci ascoltano da casa. Che questa parola ancora trovi terreno fertile, Signore, cuori arresi, umiliati, Signore, per far sì, Signore, che tu possa regnare nelle loro vite. Io voglio ringraziarti insieme a questa assemblea dei santi, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Leggiamo questi pochi versetti, questa parola dice così. E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così, anzi il più grande fra di voi sia come il minore, chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande? Chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove. Ed io vi assegno il regno come il Padre mio lo ha assegnato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Amen. Fin qui la parola di Dio. Vedete, siamo veramente in tempi particolari perché si vede intorno a noi tutta l'arroganza, la superbia, l'orgoglio di uomini che, come dice la parola del Signore, che
signoreggiano, vogliono signoreggiare sugli altri. Non sto qui a dirvi le notizie perché le conoscete meglio di me, ma ognuno usa un potere, chi usa un potere militare, chi economico, chi su un'area geografica particolare, proprio per imporre il potere e signoreggiare su altri, su altre nazioni, su altri popoli. E quindi siamo un tempo un po' così, dove il Signore, vedete, prende questo passaggio della parola di Dio proprio per dire che il mondo è così. I regnanti, chi ha il potere, chi ha la ricchezza, cerca di signoreggiare sugli altri, di imporsi sugli altri. Ma il Signore, proprio facendo questi esempi con ciò che lo circondava in quel tempo e ciò che ci circonda in questo tempo, perché veramente siamo in tempi particolari dove, non so chi ha visto, c'è qualcuno che adesso, oggi mi sembra il Messia, che vuole salvare tutto e tutti. Si sta arrogando il diritto di, non lo so che cosa pensa di fare nel suo cuore, ma che Dio veramente possa intervenire nella sua vita. E quindi noi vediamo, fratelli e sorelle, intorno a noi tutto quello che è orgoglio, superbia, imposizione, tutte queste cose che il Signore ha insegnato ai Suoi discepoli, perché anche in quel tempo era sorta tra di loro una disputa, una diatriba, delle difficoltà pure in mezzo ai discepoli del Signore, perché c'era chi forse pensava di essere migliore di un altro. E il Signore dovette intervenire proprio facendo questi esempi. Dice: il mondo è così, il mondo vive con le sue cose, ma tra di voi non deve essere così. Difatti, fratelli cari, se noi vivessimo questo tipo di atteggiamento, quello che si vive nel mondo, pensate in un'assemblea come la nostra o in tante altre realtà, che cosa potrebbe succedere? Forse dei danni incalcolabili, dove ognuno di noi si sentirebbe migliore dell'altro, ognuno di noi vorrebbe arrivare ad imporsi sugli altri. Vedete, il Signore in questa sera ci vuole, come posso dire qualcosa di particolare. Difatti Lui dice che, come sempre fa, prende l'esempio sulla sua persona. Lui fa un esempio e dice: cosa pensate quando si siede a tavola, chi è il maggiore? Chi sta a tavola e quindi mangia e beve, o chi serve? E giustamente la risposta è, dice, vabbè, il maggiore è chi sta a tavola. Invece il Signore disse: però io vi sto servendo. Eppure era colui che avrebbe potuto essere a tavola ed essere servito. Ma il Signore, fratelli cari, insegna proprio ai Suoi discepoli che chi vuole essere il primo deve essere l'ultimo, il servitore di tutti. E quindi sta dando questa lezione ai Suoi discepoli. E in questo tempo forse vuole richiamare ognuno di noi ad avere un atteggiamento diverso, fratelli cari. Vedete, prima noi abbiamo ascoltato la nostra sorella Amanda, che il Signore la benedica ancora di più e la unga, perché i suoi canti sono veramente meravigliosi. Io chiudo gli occhi e veramente sento la presenza di Dio forte, perché ascolto quelle parole che ti toccano il cuore. E vedevo il mio fratello Lele che prima presiedevo, o altri, il pastore o altri, e noi pensiamo, fratelli cari, che forse ognuno di noi è migliore dell'altro, come io penso che in questa sera non sono migliore di voi perché sto predicando la parola di Dio, non sono migliore, sono come voi, anzi. Dice la parola di Dio che chi vuole essere il primo deve essere il servitore di tutti quanti, cioè il Signore, fratelli cari, nella sua Chiesa, nell'Assemblea dei Santi, inverte le posizioni. Mentre il mondo ragiona così, dove c'è arrivismo, superbia e quant'altro, nella Chiesa del Signore queste cose sono all'inverso. Chi vuole essere il primo, chi aspira a fare delle cose, deve servire tutti quanti. Vi ricordate Giovanni il Battista, fratelli cari, quando qualcuno ha cercato di dire: ma quel Messia, quel Signore che tu hai annunciato alle folle, che tu hai detto, qualcuno cercava di insinuare tra lui e il Signore qualcosa di cattivo, di mala lingua. E il Signore, vedete, Giovanni dovette dire ai Suoi discepoli: bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Forse per i discepoli di quel tempo, fratelli cari, era un parlare strano, duro, perché erano i discepoli di Giovanni a fare questa domanda, e pensare che il loro maestro dovette dire quelle cose per loro era duro. E noi in questa sera, fratelli cari, dobbiamo imparare che se noi vogliamo vedere la gloria di Dio, come ci è stato detto, è il tempo di vederla. Il popolo del Signore si deve essere un popolo dove vive nell'unità, nell'umiltà,
deve vivere e ricercare, fratelli cari, il benessere del mio fratello e della mia sorella, il benessere altrui. Vedete, nel mondo c'è la gelosia, anche forse sui posti di lavoro o altri, dove tu cerchi di avanzare, nel senso che anche forse professionalmente, c'è l'invidia, c'è la gelosia, c'è qualcuno che cerca di metterti il bastone tra le ruote. Ma in mezzo al popolo di Dio, fratelli cari, non deve essere così. Io devo pregare e amare il mio fratello più di me stesso, e voglio che il mio fratello, la mia sorella avanzi nel servire, nel servizio al Signore. Ieri il mio fratello Giuseppe a Casandrino ci ha deliziati anche con un breve tempo. Io mi rallegro del vedere i miei fratelli che vogliono servire il Signore, che amano fare la volontà di Dio, che amano. Non ci deve essere gelosia, non ci deve essere invidia, anzi, se noi vogliamo vedere la gloria di Dio, fratelli cari, manifestate nelle comunità dove il Signore ci ha chiamati, o in ogni luogo dove il Signore ci manderà, dobbiamo stimare gli altri più di noi stessi, amare il benessere dei miei fratelli e delle mie sorelle. Il Signore in questa parola è un esempio, dice: io che sono il maestro vi sto servendo. Vedete, è difficile, fratelli cari, avere questo atteggiamento, ma se noi vogliamo vedere la gloria di Dio, il mio atteggiamento, il tuo atteggiamento, deve essere un atteggiamento come quello di Giovanni, come quello di Gesù. Se io voglio avanzare, voglio servire il Signore, io devo fare un passo indietro, devo servire tutti i miei fratelli e le mie sorelle. Non essere orgoglioso, superbo, ma devo essere umile di cuore, fratelli cari. Il Signore in questo tempo sta chiamando il suo popolo ad essere un popolo umile di cuore, fratelli cari, umile, fratelli cari, senza osteggiare, senza vantarsi, ma quasi a rifugiarsi, quasi ad indietreggiare, quasi a nascondersi. Ma nascondersi dove? Dietro il Signore, e far sì che il Signore possa, avere tutto l'onore e la gloria. Vedete, in questo passaggio della parola di Dio, il Signore ci insegna proprio questo. E la cosa che io rimarcavo prima era il fatto del tempo. Perché? Cosa c'entra il tempo? Il Signore sta richiamando i discepoli. Chi conosce, e la conoscete meglio di me, la parola di Dio, i discepoli, fratelli cari, se li analizziamo uno per uno, non erano dei superuomini, non lo erano. Se noi vediamo la vita di ciascuno di loro, anzi, se vediamo colui che forse voleva essere il primo, Pietro, no? Tra tutti cercava sempre in qualche modo di prendere posizione in ogni cosa, erano degli uomini, fratelli cari, mancanti, fallaci, deboli, pieni di tante difficoltà. Allora in questa sera io voglio condividere con voi quella parola che Dio ha messo nel mio cuore. Noi parimenti, fratelli cari, siamo un po' come quei discepoli. Certo, li vediamo dopo che il Signore ha fatto un'opera meravigliosa, ma c'è stato un tempo, come c'è stato di formazione, dove ci sono state delle cadute. Dove, se noi vediamo la vita dei discepoli, fratelli cari, ad un certo punto dove hanno mangiato, bevuto col Signore, ha visto segni, miracoli e prodigi, ma su quella piazza, o quando è stato arrestato, dice la parola di Dio che tutti sono fuggiti. E il Signore è rimasto solo, fratelli cari. È rimasto solo. Fratelli cari, erano i 12 discepoli. Molti se ne erano andati già prima. Erano i 12 discepoli che hanno fatto questo. Non erano altri. Discepoli significa coloro che vogliono essere insegnati. Noi vogliamo essere insegnati, fratelli cari. Io e te siamo discepoli del Signore e noi vogliamo essere insegnati. Allora i discepoli volevano essere insegnati, ma in tutto questo percorso ci sono state delle cadute. Chi ha rinnegato il Signore, chi l'ha abbandonato, chi l'ha rigettato, chi l'ha venduto. Prima Amanda diceva di uomini di Dio dell'Antico Testamento. Certo, li vediamo dopo, dove il Signore poi li ha messo nella posizione dove li aveva chiamati. Ma guardate un po' la loro vita prima di tutta quella posizione che hanno dovuto assumere. Fratelli cari, ognuno di loro, fratelli cari, ha dovuto vivere un percorso, fare un percorso fatto di tante cose, di cadute, di rialzate, di qualcuno come Mosè, che prima aveva ucciso qualcuno, poi il Signore lo vuole mandare e lui si tira indietro. Davide,
Certo, vediamo il grande re Davide che affronta il Golia, ma Davide poi vediamo che ha fatto delle cadute, adulterio, omicidio, orgoglio, perché comincia a fare, diciamo, il numero, a contare il numero dei suoi guerrieri come se fossero i suoi, dell'esercito. Non erano i suoi. Allora vedete tutti questi uomini, fratelli cari, il Giuseppe che cosa ha dovuto attraversare? Ma quindi uomini, fratelli cari, con le mie e le tue difficoltà, con le mie e le tue caducità umane, possiamo venir meno, sono venuto meno anche loro, fratelli cari. E allora, fratelli cari, quello che mi consola di questa parola di questa sera, che io vedo i discepoli, non è perché mi sento migliore di loro. Io non mi sento migliore di loro. Io voglio essere come loro. Cioè, voglio essere insegnato dal Signore, voglio crescere, ma in tutto questo percorso io riconosco che anche loro sono venuti meno. E noi possiamo venir meno, fratelli e sorelle. Tu non ti devi scoraggiare se vieni meno in un momento particolare della tua vita. Dice, sono venuto meno. E permetti al nemico di giudicarti sempre su quella posizione, su quell'evento particolare della tua vita dove tu sei venuto meno. Non glielo permettere al nemico, perché noi siamo discepoli. E quello che è importante, fratelli cari, in questo tempo è rimanere fedeli a Dio. Come io dicevo prima, non farti ingannare dal nemico che ti viene a giudicare e dice sì, hai fatto delle cose buone, belle per il Signore, ma sei venuto meno su tante cose nella tua vita. E tu ti senti scoraggiato, vieni meno. Non ti sentire scoraggiato in questa sera, non venire meno. Ma prendi coraggio da questa parola. Prendiamo coraggio, fratelli cari, perché noi vediamo i discepoli, fratelli cari, che anche loro hanno fatto un percorso e sono venuti meno. Ma quello che io vedo in tutti questi discepoli con le loro cadute, io vedo una piccola fede, fratelli cari, che li ha portati avanti. E soprattutto, fratelli cari, c'è una cosa che voglio condividere con voi. E il versetto 28 dice così: or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove. Gesù si rivolge ai suoi discepoli e dice: è vero, riconosco la vostra disubbidienza, la vostra mancanza, riconosco che mi avete abbandonato, riconosco ogni cosa, ma voi siete rimasti con me. Se noi siamo qui in questa sera perché noi abbiamo attraversato tutto quello che abbiamo attraversato e forse lo attraverseremo ancora, ma voi siete rimasti con me, dice Gesù. Noi se siamo qui siamo rimasti fedeli al Signore, fratelli cari. Ecco perché dicevo, non ti sentire scoraggiato o scoraggiata. Con tutte le 1000 difficoltà che abbiamo attraversato e forse attraverseremo, ma siamo rimasti, siamo qui. Signore, noi siamo qui. Il Signore lo dava ai Suoi discepoli e diceva, è vero, dice in questo passaggio, siete rimasti con me nelle mie prove. Erano rimasti, fratelli cari, con tutte le loro vicissitudini. Noi siamo rimasti, fratelli cari, e Dio in questa sera ti loda. Ti loda perché vede anche la tua poca fede, la tua disubbidienza. Ma Dio, fratelli cari, non vede la mia disubbidienza, vede la mia piccola ubbidienza. Perché il mio Dio, il tuo Dio, è un Dio di compassione, che non ti giudica ogni qualvolta tu vieni meno o cadi, ma vede quella piccola fede, quella piccola ubbidienza, vede quel tuo affaticamento che cerca di servire il Signore, forse non ci riesci, ma Dio guarda quello, guarda quelle poche cose nel tuo cuore che arrancano nella vita, contro 1000 difficoltà, 1000 prove, ma tu continui ad andare avanti. Questo è quello che vede il Signore, questo è quello che ha visto il Signore nella vita dei Suoi discepoli, non superuomini, no, non lo erano. E noi non lo siamo, fratelli cari, noi non lo siamo. Allora dice il Signore ancora in questa sera, continua, voi siete rimasti con me nelle mie promesse, ma vedete la promessa gloriosa che Dio fa ai Suoi discepoli, che Dio fa a tutti noi in questa sera, perché Lui continua a dire, ed io vi assegno il regno come il Padre mio lo ha assegnato a me.
Dio ci ha assegnato un regno, fratelli cari. Ma ci rendiamo conto? A volte sottostimiamo quello che Dio ci dice nella sua parola, quello che Dio ci ha dato. Uomini che venivano meno su tante cose della loro vita. Eppure dice il Signore, io vi assegno il regno come il Padre lo ha affidato a me. Dio ci ha affidato il regno, fratelli cari. Dice, ma io con tutte le mie 1000 difficoltà, perché le abbiamo, fratelli cari, non siamo né super uomini né super donne. Ma Dio vede il tuo cuore. Dio vede il tuo cuore in questa sera, perché tu resisti. Se sei qui in questa sera, forse hai avuto 1000 difficoltà di venire nella casa di Dio, sicuramente. Tanti problemi, tante prove, ma sei stata caparbia, sei stato caparbio, sei stato deciso. Dice, nulla mi impedirà di raggiungere la casa di Dio per lodare e innalzare il mio Gesù, per ringraziarlo. E Dio loda questo, fratelli cari. Dio vede questo, vede la tua fatica, vede la tua costanza nelle prove, nelle difficoltà, come io dicevo ieri. Un esempio meraviglioso, fratelli cari, di un giovane, e conoscete più di me, che nella prova, nella malattia è stato costante. Ieri si parlava proprio di questo, si parla di questo. Certo, la sofferenza, il cuore rotto c'è, ma ricordarsi di un giovane, fratelli cari, che fino all'ultimo suo respiro dà consigli, incoraggia la mamma, il papà, prega, loda il Signore con i fratelli e le sorelle, conoscendo anche i tempi della sua dipartita. Esempio meraviglioso di fede, fratelli cari. Non dico che Gabriele non abbia avuto cadute, ma vedete, che cosa ha premiato il Signore? Che cosa ha visto il Signore, fratelli cari? Ecco perché in questa sera non ci dobbiamo scoraggiare. Non siamo dei superuomini, delle superdonne che non possiamo cadere, non possiamo venir meno. No, dice la parola di Dio, chi pensa di stare in piedi cerca di non cadere, o se tu pensi di guardare gli altri che stanno cadendo e tu ti senti forte, stai attento, stai attenta. Fratelli cari, noi non lo siamo, ma Dio ama un cuore sincero, ha reso. Quello che vedeva nel cuore di questi uomini era il cuore. Quando Pietro lo ha rinnegato il Signore, poi il Signore lo riprenderà e gli dirà più di una volta, mi ami tu? Ma cosa vedeva in quell'uomo che l'aveva rinnegato poco tempo prima? Vedeva il suo cuore, fratelli cari, perché è vero sì che lui l'ha rinnegato, ma è vero sì anche che Pietro, fratelli cari, è arrivato in una posizione dove nessuno era arrivato. Tutti l'avevano abbandonato, ma Pietro è stato un po' coraggioso. Certo, poi è venuto meno, ma il Signore vedeva nell'amore di quest'uomo che certamente nella sua caducità umana poi è venuto meno, sotto i colpi del nemico usati da uomini e donne. Ma il Signore non ha visto il rinnegamento di Pietro, ha visto il suo cuore, che ha cercato in qualche modo, si è aggrappato, si è sforzato, come facciamo noi. Quante volte nella nostra vita, fratelli cari, attraversiamo momenti difficili e particolari e ci sforziamo, ci aggrappiamo al Signore, a volte non abbiamo forze per poterlo fare. Forse abbiamo solo la forza di dire, Signore aiutami, io non ce la faccio più in questa difficoltà che vivo. E quelle poche parole, fratelli cari, Dio le guarda, le osserva, ma soprattutto le prende nel suo cuore. Non guarda quante volte tu vieni meno, ma guarda quante volte tu sei stato ubbidiente, sei stato fedele. Non ti guarda quando sei stato infedele, guarda nella tua poca fedeltà, ti guarda e dice guarda questo mio servo, questa mia servente, sotto le prove, sotto le difficoltà, lui non mi rinnega, non viene meno. Questo è quello che guarda Gesù. Allora, in questa sera, tornando alla parola di Dio, dice il Signore proprio a noi, lo disse ai discepoli, e noi ci riteniamo discepoli, coloro che in questa sera vogliono essere insegnati dal Signore. E gli dice, io vi assegno il regno come il Padre mio lo ha assegnato a me. Dio ti ha assegnato il regno.
Grazie papà, solo tu potevi fare questo. Vedere in me, vedere in te il buono e assegnandoci qualcosa di prezioso e di particolare, fratelli cari, il regno. Ecco perché dicevo c'è il tempo nella nostra vita, perché noi nasciamo, fratelli cari, poi sappiamo che dobbiamo dipartirci. Io non parlo di morte, perché chi ha conosciuto il Signore si parla di addormentarsi e non di morire. Quello che noi dobbiamo temere è la seconda morte, come è scritto nella sua parola, ma grazie a Dio il Signore ci scamperà da questo. Ma noi sappiamo che come nasciamo, così dobbiamo morire. Quindi c'è il tempo, c'è un arco. E proprio in questo tempo, fratelli cari, di questo nostro viaggio, è fatto di tanti sì, di tanti ma, di tante difficoltà, di tante prove. Ma alla fine Dio guarderà il percorso che tu hai fatto, quel tuo cuore che è rimasto fedele, come i discepoli, fratelli cari. Non erano buoni, non erano bravi, non erano stati i migliori. Ma il Signore, vedete come li loda, e il Signore in questa sera ti sta lodando, perché ha visto la tua prova, la tua difficoltà, ma sei rimasto fedele, fedele a Lui. In questa sera, se sei qui, o tu che ci ascolti da casa, sei fedele perché ti sei in qualche modo attrezzato per seguire questo servizio di culto. E Dio premia questo. Vede forse la tua grande difficoltà da casa, con 1000 problemi forse in casa, sul lavoro, in famiglia, ma dici io questa sera non voglio sapere nulla, mi devo sintonizzare, mi devo collegare con i miei fratelli e le mie sorelle, devo ascoltare la parola di Dio. E Dio guarda questo. Tu pensi che da casa Dio non ti guardi di quello che stai facendo, forse un piccolo gesto, forse tra 1000 difficoltà, i bambini che urlano, forse tuo marito che non vuole, o tua moglie viceversa, o qualche tuo parente stretto. Ma tu in questa sera che mi ascolti da casa dici io voglio ascoltare, e Dio ti premierà, perché vede la tua costanza, la tua poca fede. Dice ma io non sto con i miei fratelli, ma Dio vede anche questo, perché ti stai sforzando. I discepoli si sforzavano, fratelli cari, e alla fine il Signore, vedete che promessa meravigliosa a loro, che promessa meravigliosa a noi, quando ci dice io vi assegno il regno come il Padre lo ha affidato a me. E soprattutto, vedete, andando avanti nella parola, ai discepoli dice affinché mangiate e beviate alla mia tavola, nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. 12 discepoli pieni di grande difficoltà. Fratelli e sorelle, questo ti deve in questa sera incoraggiare ad andare avanti, a perseverare nella fede, tra cadute e rialzate, tra sì e no. Ma continua a perseverare con la tua piccola fede. Continua ad andare avanti, continua a servire il Signore. Perché noi vediamo che in questi discepoli, fratelli cari, non c'era nulla di buono. Ma Dio ha guardato il loro cuore, che in mezzo a 1000 difficoltà, prove o tempeste, sono rimasti fedeli. Perché è scritto in un altro testo che molti, quando il Signore ha cominciato a parlare duramente, lo avevano abbandonato. E noi siamo di quelli che non abbandoneremo il Signore, fratelli cari, perché Egli non ci ha abbandonati. Egli non ci ha abbandonati. Perché quando siamo venuti meno, quando siamo caduti, Egli non è venuto meno. Non ci ha allontanati dalla sua presenza, è venuto a cercarci. È venuto a rialzarci laddove eravamo caduti, fratelli cari. Ci ha steso la mano. Quando ognuno di noi ha gridato al Signore, abbiamo detto come Pietro nell'acqua, Signore aiutami, e tu hai visto una mano stessa che ti ha tirato su. Quando tu sei venuto meno, Dio non è venuto meno, perché dice la parola di Dio, se noi siamo infedeli, Egli resta fedele. Allora in questa sera prendi coraggio, non farti ingannare da quello che ti dicono gli altri, perché il mondo sta sempre a giudicarti quando vede che tu forse fai qualcosa che per loro non è buono. E tu sei un cristiano, tu sei un evangelico, tu sei il figlio di Dio, tu sei questo e tu sei quello. Non farti ingannare, perché gli altri sono bravi a giudicarti, ma Dio conosce il tuo cuore
che in mezzo a 1000 difficoltà tu continui a perseverare ad andare avanti. Posso cadere, perché no? Posso venir meno, ma Dio conosce il mio cuore. Io non vorrei, Signore, ma tu conosci il mio cuore. Posso venir meno e io non lo nascondo, perché tu vedi il mio cuore, che vorrei servirti, vorrei fare la tua volontà di più, ma a volte non ci riesco. Signore, aiutami. Allora in questa sera chiudo, fratelli e sorelle, non ti scoraggiare, non vi scoraggiate mai, andiamo avanti, perseveriamo anche con una piccola fede, come si diceva prima, una piccola fede, quella piccola fede che in questa sera in mezzo a 1000 prove ti vede ancora nella casa di Dio, a lodare e a benedire il nome di Gesù. Questo importa, fratelli cari. Poi posso cadere, posso venir meno, ma Dio mi rialzerà più forte di prima, perché c'è un percorso e tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore. Anche le cadute, vi dico di più, quando si cade, fratelli cari, si è più riconoscenti, perché tu ti vedi in una condizione quasi persa a volte della tua vita, per varie circostanze, forse diverse, ti senti perso, ma poi vedi la mano di Dio operare nella tua vita. Non ti senti degno forse di presentarti davanti a Dio, ma Dio è colui che viene sul tuo cammino, non guarda da dove sei caduto, dove sei finito, ma viene a recuperarti, viene a rialzarti, non viene a giudicarti. Questo è l'Iddio che noi serviamo, fratelli e sorelle, che vede in te un piccolo grande cuore, non ti vede per quello che fai o quante volte vieni meno. Allora in questa sera prendiamo coraggio, alziamoci in piedi e lodiamo il nostro Dio meraviglioso, colui che, come è scritto, ci ha affidato il regno, fratelli cari. A me, a te, ci ha affidato il regno. E un giorno, come è scritto in questa parola, noi siederemo a tavola con Lui. Grazie, papà, per la tua misericordia, le compassioni che si rinnovano ogni giorno. E voglio leggervi alla fine, fratelli cari, un passaggio che noi troviamo in Apocalisse, capitolo 2, e dice così: e all'angelo della chiesa in Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo che morì e tornò in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione e la tua povertà. Tuttavia tu sei ricco, e la bestemmia di coloro che si dicono giudei non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione affinché siate provati e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Grazie, papà, che tu vedi nelle nostre difficoltà la nostra costanza. Vogliamo adorare il Signore e ringraziarlo con tutto il cuore. Grazie, papà, per la tua fedeltà. Fuggire via da te nell'oscurità non è possibile, perché la luce sei. Se cadessi, se fallissi, su di me, giusto sei. Elohim, afferrarsi, oh, dillo. afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore.
cuore mio più in profondità. La tua presenza in libertà sta spizzando le catene intorno a me. Dillo, giusto sei. Giusto sei. Afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Del primo amore. Mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerai. Tu mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerà. Questo fuoco brucia, mi consumerà. Questo fuoco brucia, mi consumerà. Afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Afferra il cuore mio, Cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Afferra Gesù. cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Del primo amore. Gesù. Alleluia. Noi siamo amati da Dio. Senti questo amore di Dio sulla tua vita, sulla tua persona. Senti le compassioni di Dio che si rinnovano ogni giorno per noi. Sentile forte nel tuo cuore. Perché Dio sta guardando la tua perseveranza, la tua costanza. Sta guardando che tu rimani fedele anche nelle difficoltà, nelle prove. Rimani fedele ed Egli ti premierà. Egli ti premierà. Vogliamo fare ancora un canto. Vogliamo ancora adorare il nostro amato Gesù, che è qui in mezzo a noi, perché lo sentiamo forte, fratelli cari. È qui con noi a condividere le mie e le tue difficoltà, le mie e le tue prove, a condividerle, a prendere su di sé quello che tu stai vivendo in questa sera. Portalo a Lui in questa sera.
Permetti che il Signore ti possa liberare da tutti i pesi che gravano sulla tua vita. Portali a Gesù in questa sera, perché Egli è qui. Egli è qui. Dona, dagli ogni cosa in questa sera. Dagli tutti i tuoi pesi. Grazie papà. Sei meraviglioso papà, sei meraviglioso. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella sua presenza. Solo Gesù, alleluia. Solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù e ogni dipendenza spezzerà, ci donerà speranza e libertà. Solo Gesù. Potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù. Sopra la paura e l'ansietà, dillo. Sopra la paura e l'ansietà, su ogni anima caduta in depressione, dillo. Solo Gesù. Potenza e guarigione, c'è vita in te, c'è vita in te Gesù, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio,
guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. C'è potenza nel nome di Gesù, c'è potenza, c'è guarigione, c'è libertà, c'è consolazione. Ma soprattutto, fratelli cari, c'è la vita eterna, c'è la vita eterna. Egli ci ha donato la vita e la morte non ha più potere sui figli di Dio. Grazie papà perché tu ci hai fatto eredi di quel regno meraviglioso. Grazie papà. E proprio perché sappiamo che c'è potenza nel nome di Gesù, noi in questa sera vogliamo pregare per quanti ancora hanno chiesto preghiera da casa, collegandosi con noi. E noi vogliamo pregare insieme che Dio intervenga in ogni caso che metteremo davanti al trono della grazia di Dio. Vogliamo pregare per Vincenzo, per una forte tosse. Signore, stendi la tua mano. Giuseppe Verdaramo per guarigione alla schiena. Veronica, anche lei per guarigione. Raffaele per scarcerazione. Vincenzo per conversione. Ciro per nuove forze. Valeria per guarigione, Sandra per guarigione, Gaetano per guarigione al piede, Renato per completa guarigione. E vogliamo continuare a pregare per Sestilia, per il marito, per il figlio e per l'intera famiglia, che il Signore ancora possa versare il suo olio sui loro cuori, quell'olio che consola, quell'olio che lenisce ogni ferita, quell'olio, Signore Dio, che dà nuove forze, papà. E noi affidiamo questa famiglia nelle tue mani, sapendo, Padre, che tu ti prenderai cura di loro, Signore. Grazie papà per la tua fedeltà, Signore. E ancora in questa sera ti chiediamo, Signore, di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore, e di ancora in questa notte, Signore, di vegliare sulle nostre vite, Signore, donandoci ancora visioni, sogni, Signore, che rivelano la tua perfetta volontà per ciascuno di noi. Benedici, Signore, anche quanti si sono collegati con noi da casa, Signore, raggiungili, Signore, con la tua potente mano. E noi che siamo qui vogliamo dirti grazie, papà, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.